La memoria ha un valore universale, ma assume forse un'importanza ancora maggiore davanti soprattutto ai giovani. Come si può tramandare la memoria ai più giovani? Per i giovani questi avvenimenti che abbiamo ricordato questa mattina sono 80 anni di distanza, un tempo inimmaginabile con la velocità del trascorrere dell'unità tempo nella società contemporanea. Perciò noi abbiamo bisogno di essere capaci a raccontare che la libertà e la democrazia della quale oggi noi possiamo godere c'è stato un periodo lunghissimo, più di 20 anni, in cui non esisteva più. Non solo, ma ai margini dell'esercizio della dittatura potevano accadere che si costruiscono campi di concentramento, luoghi di detenzione. Ma innanzitutto è sempre importante ricordare la tragedia, un significato educativo rivolto al futuro, come anche abbiamo visto nella cerimonia, il coinvolgimento dei bambini, delle scuole. Però anche richiede un approfondimento, una conoscenza dei fatti, quindi che non si limiti, diciamo, a un approccio di emozioni, di sentimento, ma anche la conoscenza delle le radici diciamo, ideologiche anche delle persecuzioni, cioè come si è manifestato nel corso della storia un atteggiamento anti-ebraico, sia nel senso religioso, culturale, di emarginazione, e come quindi i pregiudizi si siano radicati e siano poi emersi drammaticamente nella Shoah, ma come possono ancora manifestarsi. La memoria, come dicevo prima, è una cosa importantissima, è molto differente dal ricordo. Il ricordo è un qualcosa fatto per non dimenticare, la memoria è molto di più perché la memoria deve insegnarci a capire cosa è successo in quegli anni e a cercare che assolutamente non si ripetano mai più queste brutte cose.